Buona giornata, ben ritrovati con Focus TG. Apriamo subito con una notizia di cronaca ed è quella della tragedia della strada che si è verificata questa mattina presto nella prima giornata di controesodo per le vacanze. Il grave incidente si è verificato lungo l'autostrada 4 nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Siamo in Friuli Venezia Giulia, ai confini con il Veneto, coinvolti nel sinistro un autocarro e un'auto. L'incidente è ora al vaglio della polizia stradale, giunta sul posto. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo leggero che viaggiava sulla corsia di marcia avrebbe tamponato l'autocarro che lo precedeva. A seguito dello scontro, quest'ultimo mezzo ha colpito la barriera di sicurezza centrale che divide le due carreggiate dell'autostrada, ribaltandosi poi sul lato del conducente, che è deceduto. La vittima è Alessandro Pizzato, 52 anni di dolo. L'incidente ha provocato anche diversi disagi alla circolazione autostradale, dicevamo, in questa prima giornata di controesodo per le vacanze estive. La cronaca ora ci riporta a Bassano del Grappa, perché è stato arrestato il paziente della psichiatria che ieri mattina all'alba ha aggredito con calci e pugni un medico che lo stava visitando. Ci aggiorna in diretta da Bassano del Grappa Mirko Cavallina. A te buongiorno Mirko. Buongiorno Marta, con Tommaso Migotta alla parte tecnica. Siamo all'esterno dell'ospedale San Bassiano. Dunque si è risolto nel giro di poche ore il caso dell'aggressione di cui avevamo dato notizia nei telegiornali di ieri. Un medico del reparto di psichiatria, quello in servizio di turno al pronto soccorso, è stato aggredito da un suo paziente, tra l'altro un paziente che lui seguiva da tempo. Si tratta di un 21enne residente proprio a Bassano e già in cura presso il medesimo reparto. Il medico è stato preso a calci e pugni per motivazioni ancora sconosciute, 50 giorni di prognosi e anche un forte stato di shock per il professionista, e poi prima una sedazione e poi lo stato di arresto per il giovane che si trova ricoverato proprio nel reparto di psichiatria. È appena passata, è entrata all'ospedale una pattuglia dei carabinieri, perché saranno proprio loro a piantonare il giovane che si trova, come detto, in stato di arresto dopo questa aggressione che ha fatto nella notte tra giovedì e venerdì, alle prime luci dell'alba della giornata quindi di ieri. Riassumiamo tutto quello che è accaduto e le modalità appunto di questa aggressione nel servizio e poi linea allo studio. Rimarrà piantonato dai carabinieri finché sarà dimesso dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Bassano il 21enne accusato dell'aggressione di un medico che stava facendo degli accertamenti su di lui. Il giovane italiano residente a Bassano è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, sarà poi condotto in carcere dopo le cure al San Bassiano. Contro di lui le accuse sono di lesioni e danneggiamento. Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 4, era stato portato al pronto soccorso in seguito ad un intervento in centro storico degli uomini dell'Arma e degli agenti del commissariato di polizia, che lo avevano trovato in stato di alterazione psicofisica. Il 21enne, già in cura al centro di salute mentale dell'ULSS Pedemontana e noto anche alle forze dell'ordine, era inizialmente tranquillo e collaborativo ed è stato visitato al pronto soccorso proprio dallo psichiatra, che è il suo specialista di riferimento. Il medico ha così deciso di fare degli approfondimenti, cominciando da un prelievo di sangue da effettuare in reparto. Il giovane, vedendo avvicinarsi l'infermiera, si è liberato della sorveglianza dei sanitari e dei loro tentativi di contenerlo. A quel punto si è scagliato contro il medico, colpendolo violentemente con dei pugni. Lo psichiatra, anche se frastornato, ha tentato una fuga, ma è stato raggiunto dal suo paziente, che ha ripreso a colpirlo nuovamente con calci e pugni in varie parti del corpo. Solo l'intervento di altri sanitari ha riportato alla calma la situazione, grazie ad una sedazione dell'aggressore. Per il medico la prognosi è di 50 giorni. Piena solidarietà è stata espressa dall'ULSS Pedemontana col direttore generale Giovanni Carretta, secondo il quale il fenomeno delle aggressioni rimane preoccupante nonostante le misure di prevenzione prese a più livelli e i sistemi di allarme fino alla formazione specifica. Un messaggio di vicinanza al medico è arrivato anche dal presidente della regione Alberto Stefani, che condanna l'accaduto e chiede rispetto per il personale sanitario.
La cronaca giudiziaria ora da Vicenza. Davide Pilotto morì a 21 anni dopo che l'auto sulla quale viaggiava finì in un torrente a Lobia. A 6 anni dalla tragedia arriva la sentenza. Sentiamo. Un'auto fuori strada, il volo nel torrente Orolo e una giovane vita spezzata. Era il 5 agosto 2020 quando a Lobia, alle porte di Vicenza, Davide Pilotto, 21 anni, morì annegato dopo lo schianto della Opel Insignia sulla quale viaggiava insieme all'amica Camilla Marcante, oggi 29enne. 6 anni dopo il processo si è chiuso con una verità e i giudici hanno depositato i motivi del verdetto nei giorni scorsi. Non c'è prova che Camilla guidasse. Vediamo perché. Il Tribunale di Vicenza ha assolto la giovane con la formula del dubbio dall'accusa di omicidio stradale, perché il fatto non sussiste. Al centro del dibattimento la domanda chiave: chi guidava l'auto? La procura ha sempre ritenuto che Marcante non fosse alla guida, ma per il GUP, che la pensava in maniera diversa, c'erano gli elementi per ordinare il processo, perché gli indizi dovevano essere approfonditi in aula. E i giudici, dopo 4 anni di dibattimento, hanno stabilito che le prove raccolte non consentono di stabilire una responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. A pesare sono state le contraddizioni emerse durante l'inchiesta e al processo. Il collegio, presieduto dal giudice Lagrasta, ha quindi accolto la tesi della difesa, gli avvocati Tonino De Silvestri e Antonio Panico. Manca la prova certa che Marcante fosse alla guida della macchina, ma il caso giudiziario non è ancora definitivamente chiuso. Uno dei testimoni, Massimo Bonetto, ritenuto inattendibile dal tribunale, rischia la falsa testimonianza. Per la morte di Davide Pilotto, dunque, a 6 anni da quella tragica notte, non c'è un responsabile penale. E torniamo sulla tragedia che si è verificata ieri mattina ad Est, dove l'intera comunità è sotto shock per la morte dell'anziano che è stato travolto dalla sua auto sulla rampa del garage di casa. Schiacciato dalla propria auto dopo aver chiuso il garage, un uomo di 88 anni di Este è morto per le gravi ferite riportate. La tragedia nel cortile della sua abitazione in via Taddeo d'Este. La vittima è Luigi Guarniero. Era uscito di casa e aveva fermato l'auto nella rampa del garage ed era sceso. L'auto però è scivolata all'indietro, forse a causa del freno a mano inserito male o non inserito, e così è stato schiacciato contro il basculante. Una vicina di casa, sentendo le urla, ha dato l'allarme. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Este, che hanno prestato i primi soccorsi, ma per l'88enne non c'era già più nulla da fare e i medici del 118 hanno constatato il decesso. I militari hanno eseguito i rilievi nella zona dell'incidente. La salma dell'anziano è a disposizione dell'autorità giudiziaria. E continuiamo con la cronaca che ci porta in centro a Treviso, preso di mira dai ladri che negli ultimi giorni hanno saccheggiato diverse abitazioni. È caccia a un'Audi grigia o nera, comunque di colore scuro, con la quale sembra si sarebbero mossi i ladri, ma ci aggiorna in diretta Filippo Fois. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. E proprio caccia, come dicevi tu Marta, a questa Audi di colore scuro, un'auto sospetta che è stata vista anche nel luogo in cui ci troviamo adesso, via Montello. I furti sono stati parecchi, ne abbiamo contati 5 negli ultimi giorni. In via Montello si è consumato quello con il bottino maggiore. Pensate che i ladri sono scappati con una refurtiva che si aggira attorno ai 100.000 euro. Non è l'unico caso. Come detto, ce ne sono stati altri. In zona Santa Caterina si è verificato per esempio un furto il cui bottino è stato quantificato attorno ai 20.000 euro. Evidentemente ad agire è una banda probabilmente di professionisti, i quali sono in grado di stabilire anche gli spostamenti dei condomini quando non ci sono, o perché, come nel caso qua di via Montello, si trovano da un'altra parte, oppure le loro abitudini quando lasciano la casa incustodita e di andare poi a botta sicura con
con dei furti molto sostanziosi. Allora vediamo il servizio che ha fatto per noi Marta Zatta e poi torniamo nuovamente qui in via Montello. 5 furti in un solo giorno tra via Montello, via Pescatori, via Stangade, via Selvana e via Oriana. Questa la zona battuta nella notte di mercoledì dalla banda dell'Audi che sta seminando il panico nella città di Treviso. Casi che non restano isolati ma che da settimane stanno mettendo sotto pressione anche la provincia. Il modus operandi è sempre lo stesso. Pedinano le vittime per vedere i loro spostamenti, aspettano che escano di casa e solo allora entrano in azione con guanti e volto coperto. Tra i bersagli di mercoledì notte anche la casa di un'anziana cardiopatica ultra ottantenne. La signora, al suo primo giorno di vacanza, ha ricevuto la terribile notizia dal figlio, avvisato dal vicino di casa di strani rumori provenienti dal suo appartamento. Quando il figlio si è recato sul posto, la scioccante scoperta. C'era la porta letteralmente divelta, ma non con un piede di porco o qualcosa del genere, c'era proprio la porta scardinata con pezzi di muro per terra, le assi tutte quante saltate, sembrava avessero messo una bomba. Ladri esperti che agiscono a colpo sicuro e che hanno rubato dalla casa dell'anziana oro e contanti per un valore che si aggira attorno ai 100.000 euro. Questi entrano dentro con una macchinetta metal detector, la passano lungo i muri o lungo per terra o dove pensano possa esserci qualcosa e in base alle segnalazioni del metal detector prendono l'oro. Di questo ho avuto riscontro su un altro furto che è avvenuto nelle vicinanze, che ha avuto le stesse modalità, hanno lasciato là quello che non gli interessava, hanno preso solo ed esclusivamente oro e contanti. A riprendere l'auto dei malviventi, un Audi di colore scuro, sarebbero state le telecamere private del negozio sottostante. Le immagini sono ora al vaglio della questura di Treviso che sta cercando di risalire alle loro identità. A far rabbia il figlio il fatto che non ci sia nemmeno una telecamera comunale nella zona. L'assenza di telecamere in una via importante che fa da congiunzione tra la prima periferia e il centro città, e ne basterebbero 2 all'inizio e alla fine della via. La cosa più fastidiosa, ribadisco, per me è che una persona anziana è stata colpita e si sente ovviamente con una mancanza totale di sicurezza e questo per me è la cosa che fa più male. Stessa sorte anche per un'abitazione al secondo piano di via Pescatori. Al rientro a casa della proprietaria la porta era completamente sfondata, cucina e salotto intatti, solo i cassetti della camera da letto erano aperti, ma di gioielli e ori di famiglia che si trovavano all'interno nemmeno l'ombra. Episodi che non fanno vivere tranquilli i cittadini nemmeno in vacanza. Già a dicembre era stata avviata una raccolta firme per installare più telecamere di videosorveglianza sul territorio, da allora però nulla è cambiato. Ecco, allora l'avete sentita quella che è una delle polemiche, del dibattito che si sta sviluppando in città in questo momento, l'assenza di un adeguato numero di telecamere di videosorveglianza, per esempio proprio qui, in una via importante come questa, in un periodo in cui tanti comuni stanno investendo in questa forma di controllo del territorio. Le telecamere sono richieste con forza anche dai residenti di via Montello. Per ora rimane naturalmente il senso di forte insicurezza che si sta vivendo anche a Treviso per queste razzie. Per ora la linea può tornare allo studio. Grazie a Filippo Fois da Treviso. Andiamo ora nel veneziano. No, andiamo a Padova. Vedo che mi fa vedere la regia in collegamento, abbiamo la nostra Valentina Visentin per parlare di Daspo. È una notizia che appunto è arrivata quest'oggi dopo gli scontri che si sono verificati tra i tifosi durante la partita di Coppa Italia di Ferragosto tra Udinese e Padova. Il questore ha emesso altri 11 Daspo differiti nei confronti di ultras biancoscudati. Ci aggiorna in diretta Valentina Visentin. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova. Si tratta di misure di prevenzione perché alla luce delle violenze che si sono verificate il giorno di Ferragosto ad Udine, prima della partita di Coppa Italia tra Udinese e Padova, dove 11 tifosi biancoscudati sono stati daspati per aver partecipato a questa spedizione punitiva nei confronti dei tifosi dell'Udinese, il questore di Padova ha deciso in maniera preventiva di emettere
emettere dei provvedimenti di DASPO differiti nei confronti di altri 11 ultras biancoscudati che hanno precedenti importanti per violenze e porto abusivo d'armi. Si tratta di ultras legati alla curva sud del Calcio Padova, non presenti quel giorno ad Udine, ma con una lunga lista di precedenti violenti alla vigilia dell'inizio del campionato, il campionato di Serie A per le squadre maggiori, ma anche il campionato di Serie B sta entrando nel vivo. C'è già anche una trasferta vietata per i tifosi del Calcio Padova. Queste misure vogliono tutelare la sicurezza negli stadi ed impedire che tifosi violenti possano partecipare alle manifestazioni sportive. Quel che fa specie è che tra gli 11 DASPO differiti, che sono appunto considerati DASPO fuori contesto, ma che possono appunto essere emessi per persone con numerosi precedenti, quello che colpisce è che ci sono anche 2 minorenni, un 16enne e un 17enne, che appunto non possono partecipare a manifestazioni sportive per 3 anni e che sono stati anche denunciati in passato per essere entrati allo stadio con dei coltelli. Proseguono però sull'altro fronte le indagini della Digos di Padova e di Udine per identificare gli altri responsabili, perché sono circa una 60 gli ultras padovani che hanno partecipato di fatto poi alle violenze contro i tifosi dell'Udinese lo scorso 15 agosto. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Noi ora andiamo a Venezia, una delle province che sono state assieme al Polesine maggiormente colpite dall'ondata di maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuta anche sulla nostra regione, sul vicino Friuli Venezia Giulia. Ci aggiorna in diretta con un bilancio Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Qui ci troviamo proprio a Venezia, di fronte alla sede dell'INPS, a pochi passi da Piazzale Roma, dove ieri nel tardo pomeriggio, come potete vedere da queste immagini, è crollato un albero. Fortunatamente nessuno è stato colpito, come vedete è stato portato via, tranciato e portato via dopo poco tempo, ma sono stati dalle 14 alle 20 circa 110 le chiamate arrivate ai vigili del fuoco, con circa 70 interventi che hanno interessato trasversalmente il territorio della città metropolitana da sud-ovest a nord-est. Vi riporto un po' di numeri sugli interventi che sono stati effettuati: a Chioggia 4, a Jesolo 6, 8 a Mira, 3 a Portogruaro, 7 a San Donà di Piave, 2 a San Michele al Tagliamento, 3 a Spinea. Per quanto riguarda Venezia parliamo sia di terraferma che di isole, sono stati 25 in totale, di cui 6 al Lido di Venezia, 1 a Sant'Erasmo, 4 in centro storico, tra cui questo che riguarda l'albero che è caduto, e il resto tra Mestre, Marghera e Favaro Veneto. È stato colpito anche l'Alto Polesine, perché diciamo oltre a Venezia le province più colpite dal maltempo sono state poi Padova e anche appunto il Rodigino, e dove ci sono stati una ventina di interventi, in particolare a Badia Polesine, Castelmassa e Giacciano con Baruchella. Quindi insomma gli interventi sono stati importanti, sono stati numerosi, però fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Diciamo che un caso in cui invece è stata coinvolta una persona è stato a Caorle. Si tratta di una 35enne di origine tedesca che si trovava sul suo telomare quando è caduto un albero, ma fortunatamente lei non è stata colpita, è stata comunque soccorsa immediatamente, ma non sono state nemmeno necessarie le cure al pronto soccorso, perché stava bene, sicuramente però ha preso tanta paura. Oggi il sole qui nel veneziano è tornato a splendere anche nelle altre province della nostra regione. L'aria si è sicuramente rinfrescata e quindi anche il lavoro dei vigili del fuoco per il momento possiamo dire sia terminato. Io qui da Venezia, Marta, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio.
Grazie Ilaria Marchiori, noi continuiamo con il bilancio del maltempo, ci spostiamo nel Bassanese perché numerosi alberi sono caduti anche in Val Brenta, in particolare nella strada che dalla Val Brenta porta alla diga del Corlo. Ci racconta tutto Mirko Cavallin. Ci vorranno alcuni giorni per iniziare i lavori di ripristino della viabilità sulla strada che collega Cismon del Grappa alla diga del Corlo. Le raffiche di vento e i nubifragi hanno provocato smottamenti su un tratto di diverse decine di metri con la caduta di alberi di alto fusto e l'interruzione della circolazione. Siamo appena a valle del lago artificiale con la diga e la centrale elettrica dell'Enel. Quelli che vedete sono gli effetti del maltempo che circa 24 ore fa è passato in questa valle. C'era l'allerta arancione della regione e molta parte, quella più violenta, dei temporali e della perturbazione del primo passaggio si è scaricato appunto della fascia prealpina proprio qui al confine tra le province di Vicenza, di Belluno e di Trento. Le forti raffiche di vento e i danni alla vegetazione hanno avuto ripercussioni sulla rete elettrica locale. Una parte dell'abitato di Cismon del Grappa, nella zona di Via Friola, è rimasta senza corrente. Comune di Val Brenta ed Enel si stanno attivando per risolvere al più presto le criticità. Altri effetti anche sull'altra sponda, la sponda destra in località Incino, dove alcuni massi sono caduti in una strada che comunque è già chiusa da tempo al traffico veicolare. Qui siamo proprio vicini alla Val Brenta e alla statale 47 che adesso è più difficilmente raggiungibile se non con un'altra ordinanza attraverso l'abitato di Cismon. Nei prossimi giorni appunto il comune con il Genio interverrà per ripristinare la situazione e mettere in sicurezza quest'area. Dal Vicentino al Bellunese, dove la preoccupazione è soprattutto per le frane, allerta a San Vito di Cadore per lo storico smottamento di Croda Marcora. Partiamo da San Vito, dalla colata inarrestabile che scende dal versante di Croda Marcora e che tiene col fiato sospeso ad ogni temporale. E così dagli eventi clamorosi dell'estate 2025 e oggi, grazie ai lavori realizzati negli scorsi mesi, i sistemi di allertamento collegati a impianto semaforico sulla 51 di Alemagna all'altezza di Pontevenco sia nelle condizioni di prevenire il peggio. È accaduto giovedì nel primo pomeriggio e di nuovo in mattinata, come mostra il video postato dalla collega Nives Milani di Radio Cortina. Dalla scorsa serata ANAS ha emesso un avviso in via precauzionale di temporanee chiusure della statale 51 di Alemagna, almeno fino a quando permarranno condizioni meteo di diffusa instabilità. Nel pomeriggio il Bellunese è stato attraversato da temporali che hanno segnato un repentino cambio di passo, termometri giù di oltre 10 gradi con valori pressoché pari alle medie del periodo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per interventi di rimozione rami, piante e pietrisco sulla sede stradale in diverse zone della provincia. In mezzo c'è l'allarme di Lega Ambiente sul ghiacciaio della Marmolada che arretra e le Dolomiti in sofferenza con il permafrost che si degrada rendendo i versanti sempre più instabili. Il mese di luglio è stato eccezionalmente caldo in quota con lo zero termico oltre i 4.000 metri e la crisi dei ghiacciai investe anche la disponibilità estiva di acqua. Lega Ambiente ha chiesto alla Regione Veneto di accelerare l'approvazione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici avviata nel 2021 e ancora in attesa di iter conclusivo. E il maltempo si è abbattuto anche sul vicino Friuli Venezia Giulia, Lignano. Si fa la conta dei danni dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio ha spazzato l'Arenile. Vediamo. Passaggio di questa tromba d'aria che ha seminato il panico qui a Lignano Sabbiadoro. Possiamo fare un po' il punto della situazione? Beh, allora, innanzitutto la situazione è assolutamente sotto controllo. Chiaramente in questo momento ci sono ancora delle verifiche in corso che continueranno anche domani mattina perché abbiamo dei rami scosciati lungo tutto il territorio. Abbiamo individuato tutte le piante che sono cadute e siamo intervenuti, alcune le abbiamo rimosse come quelle alle nostre spalle, alcune
è intervenuta la SPA Pineta perché sono su aree di loro competenza, sono aree in concessione a loro. Domani mattina le operazioni, adesso col buio sospendiamo tutto perché non siamo più in regime di sicurezza, domani mattina continueremo a fare le verifiche. C'è la situazione in questo momento un po' più complicata sulla pista ciclabile della Jet Tour perché sono caduti 4-5 alberi, ho appena finito di fare il sopralluogo. Domani mattina interverrà una ditta che comincerà a tagliare questi alberi e non so se riusciamo a aprirla per il weekend. In questo momento il sindaco sta firmando l'ordinanza di chiusura della strada, quindi rimarrà un'ordinanza aperta fino a data da destinarsi, cioè rimane chiusa da adesso fino a data da destinarsi. Domani mattina intorno alle 12 mi pare di aver capito che verrà in zona anche l'assessore Riccardi a fare un sopralluogo. Ritengo che abbia piacere di vedere i danni agli stabilimenti balneari e quindi capire qual è la portata dei danni anche a privati. Al momento noi siamo soddisfatti del pronto intervento da parte di tutti, rimane la città chiaramente come vedete un po' sporca perché è piena di aghi di pino, ma del resto la nostra bellezza è anche a volte la nostra pena in termini di pulizia e da domani mattina la nostra società di pulizia comincerà a pulire tutta la città e quindi speriamo di riconsegnarla quanto prima in ordine ai nostri turisti. Signora, lei praticamente si è vista all'inferno in pochi istanti. In pochi minuti l'inferno è arrivato, volava via tutto, lettini, ombrelloni, gazebi, devastante. Ecco, per fortuna tutto bene alla fine, perché ricordiamo che non ci sono per fortuna feriti. Per il momento non risulta feriti, solo danni, cose rotte, lettini rotti, ombrelloni rotti. Vi siete rimboccati le maniche, in pochi istanti avete rimesso in piedi quanto potete? Nel nostro piccolo sì, abbiamo rimesso tutto in ordine. Colleghi un po' meno perché hanno avuto più danni di noi. Bene, grazie per la sua testimonianza. Senta, ha mai visto una violenza del genere col maltempo? Io sono al bianco e nero e sono all'11° piano, ho visto un gran nuvolone, gran pioggia, però non mi ha dato l'impressione di sti danni qua. Veramente una roba preoccupante perché sono appena messi, hanno sborsato parecchi soldi, adesso non so se sono assicurati, speriamo che siano assicurati, però nel condominio mio bianco e nero non ho fatto niente, insomma piove e basta. Vedo se riesco proprio al volo perché ci siamo parlati, perché come potete vedere qui si sta lavorando, non si sta giocando, però volevo chiedere intanto grazie per la disponibilità, avete subito immediatamente, vi siete messi subito al lavoro per sistemare quanto possibile, no? Sì, certo, allora verso le 3:45 è stato il disastro come potete vedere. Naturalmente sì, è stata anche grande paura dal punto di vista anche nostro e delle persone che abbiamo visto correre per il lungomare. Noi sicuramente sì, dopo è stata più o meno 15 minuti, è durata più o meno 15 minuti la tromba d'aria, ci siamo subito messi in funzione per rimettere tutto a posto perché sì, ci teniamo anche e soprattutto ai nostri clienti che sì, soprattutto molti clienti hanno preso questi gazebi stagionali o abbonamenti che comunque... Ecco, quanti sono i gazebi danneggiati, comunque distrutti dalla furia del vento? Sono sulla ventina più o meno, quindi bisogna considerare non solo i gazebi, anche molti ombrelloni che si sono spaccati soprattutto nel palo di fissaggio e lì comunque c'è lavoro da fare, ecco. Cerchiamo per domani di rimettere tutto a posto, non garantiamo niente, però con calma, ci proviamo. La conta dei danni chiaramente sarà nei prossimi giorni. Certo. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra poco. Rieccoci in diretta con Focus TG, torniamo a parlare del femminicidio di Tania Terrin. I primi risultati dell'autopsia sul corpo della giovane donna confermano che è stata strangolata, quindi confermano la morte per soffocamento provocata dall'ex fidanzato.
Un primo accertamento strumentale eseguito sul corpo di Tania Terrin confermerebbe la morte avvenuta per soffocamento, ma solo l'esito dell'autopsia eseguita dal professor Claudio Terranova dell'Università di Padova, con presente il perito di parte, potrà confermarlo definitivamente. Saranno però anche altri elementi a completare il quadro delle ultime ore di vita della 39enne morta la notte di Ferragosto. In primis l'esito dell'analisi eseguita da RIS di Parma sui calici trovati nella casa di Camponogara, per capire se l'ex fidanzato di Nocheber possa averle somministrato qualche sostanza. E poi i tabulati telefonici dai cellulari di entrambi sequestrati dagli investigatori, oltre all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che chiariranno come e se Cheber, su cui sarebbe stato disposto un esame autoptico, sia entrato nell'abitazione della donna e in che orari. Intanto l'avvocato dei genitori di Tania, Marinella Forner e Giancarlo Terrin, analizzerà la documentazione degli ultimi mesi. Avevo intenzione innanzitutto di verificare tutta la documentazione che peraltro la mamma mi dice, anche con riferimento alla querela che era stata fatta, e quindi tutta la documentazione ufficiale e cartacea che riguarda questo caso. Il problema è che da quello che mi ha riferito la signora, la documentazione è dentro alla casa di Tania, e quindi adesso che è sotto sequestro, e quindi dovrò fare un'istanza al magistrato per poter acquisire copie, oppure farò istanza di aver copia del fascicolo che era stato aperto all'epoca a seguito della querela. C'è questo aspetto che volevo vedere dell'ammonimento che sarebbe stato fatto dal questore invece a giugno, e anche questo mi incuriosiva capire se era riferito ad altri episodi o se invece era sempre un seguito, perché mi suona un po' strano l'ammonimento del questore. Potrebbe essere riferito invece a segnalazioni che erano state fatte in passato, magari nei mesi precedenti, e poi dal punto di vista amministrativo era stato fatto un procedimento che era giunto a conclusione successivamente alla presentazione della querela. E mentre si lavora per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, in molti si interrogano su cosa si debba fare per impedire che altre donne vengano uccise per mano dei loro partner. E per lanciare un ulteriore messaggio, in centinaia hanno preso parte al momento di rumore organizzato a Camponogara dall'amministrazione comunale in onore di Tania. Bisogna farsi sentire, perché dal mio punto di vista lo Stato non ci difende. È una cosa molto triste, insomma, non è giusto così. Dopo 7-8 volte che non dovrebbe succedere queste cose, sì. Sono arrabbiata anch'io, sì. La mia è una testimonianza di solidarietà per tutte le ragazze, per tutte le donne. Presenti anche rappresentanti di varie associazioni come Chiara Boscaro, presidente di Riviera Donna. Quello che possiamo fare noi, siamo una piccola associazione nel territorio, è quello di invitare le donne a denunciare, di fare affidamento ai centri antiviolenza o semplicemente 1522, chiamare il numero. E minacce social alle consigliere venete del Partito Democratico dopo un post su Facebook relativo al femminicidio di Tania Terrin, firmato da Monica Sambo, Chiara Luisetto e Anna Maria Bigon. Fatevi una risata, vi resta poco da vivere ancora, è il commento comparso sotto il post delle consigliere. A denunciarlo il capogruppo Dem Giovanni Manildo. Si tratta di un atto pericoloso, reso ancora più intollerabile e surreale dal fatto che si inserisce nel contesto della denuncia di un dramma come quello del femminicidio di Chiara Manildo. Le nostre colleghe, da sempre impegnate in prima linea per i diritti e la tutela delle donne, non sono sole. Tutto il Partito Democratico fa scudo attorno a loro. Le 3 consigliere sporgeranno denuncia alle autorità. E proprio a proposito di violenza contro le donne, a Marostica c'è una struttura sicura per tutte quelle donne vittime di violenza domestica che hanno bisogno di aiuto e protezione, un progetto che ha ricevuto il via libera della Regione del Veneto. Si tratta di un alloggio ATER che verrà destinato come rifugio per donne vittime di violenza anche con figli minori, e quindi questo alloggio verrà adeguato per queste specifiche finalità.
È un passo sicuramente importante anche alla luce dei recenti e drammatici fatti di cronaca. Come ATER vogliamo fare la nostra parte perché siamo perfettamente consapevoli che un tetto non è solamente una casa dove abitare, ma è anche rifugio, protezione e un punto da cui ripartire. È arrivato l'ok da parte della giunta regionale. Il progetto Casa Sicura, cantiere sicurezza e autonomia diventerà realtà. Una struttura protetta che accoglierà le donne vittime di violenza domestica, anche con figli minorenni, offrendo loro poi un percorso per ricominciare e per riconquistare la propria indipendenza, anche a livello economico. Sorgerà a Marostica. Il progetto Casa Sicura, cantiere sicurezza e autonomia è un progetto al quale ATER Vicenza lavora da tempo con il Comune di Marostica e con la Regione del Veneto. Rientra nell'ottica di quegli accordi di programma che permettono all'ATER, assieme agli enti locali, di rispondere a determinate specifiche esigenze dell'abitare sul territorio. La Regione del Veneto ha già dato l'ok per questo accordo che verrà sottoscritto a breve in modo da renderlo pienamente fruibile e quindi attivo. Nel bellunese ora trattati come schiavi, così la Süddeutsche Zeitung ha raccontato il lavoro nelle gelaterie italiane in Germania e si è sollevato un polverone, protesta il sindaco della Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Io sono letteralmente basito anche perché sono figlio di quella storia, io sono figlio di gelatieri in Germania, quindi sono, penso, titolato a poter dire che siamo di fronte a un attacco che probabilmente muove anche un po' le sue basi da quanto l'Italia ha fatto in questi ultimi anni rispetto all'abuso della cittadinanza italiana, no? Ci ricordiamo tutti il decreto Tajani, quindi questo sicuramente incide. È una storia che parte dal bellunese e arriva fino al Brasile, passando per le gelaterie tedesche. La Süddeutsche Zeitung racconta il mondo delle gelaterie italiane in Germania attraverso le testimonianze di lavoratori brasiliani, molti dei quali discendenti degli emigrati italiani e oggi cittadini italiani. In Germania siamo trattati come schiavi, raccontano al quotidiano, stigmatizzando turni fino a 12 ore al giorno, stagioni da marzo a ottobre, un solo giorno libero alla settimana. Ma per Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo, questa rappresentazione è inaccettabile. Sono molto dispiaciuto perché in realtà conosco persone che lavorano oriundi, quindi insomma cittadini brasiliani con la doppia cittadinanza, quindi anche quella italiana, che naturalmente vengono in Germania, che hanno una collaborazione da anni con le nostre realtà lavorative, e quindi diciamo che mi sorprende, mi delude molto l'atteggiamento che ha questo giornale tedesco. De Pellegrin da anni porta avanti la battaglia sulla cittadinanza perché Val di Zoldo è stato infatti uno dei comuni più esposti alla valanga di richieste di cittadinanza iure sanguinis, arrivate soprattutto dal Brasile. Ed è proprio qui che l'inchiesta tedesca riporta la storia al suo punto di partenza, perché molti dei lavoratori brasiliani raccontati dalla Süddeutsche Zeitung hanno un passaporto italiano. Sono i discendenti degli italiani immigrati in Brasile tra 800 e 900. A Urussanga, nel sud del paese, secondo il reportage, migliaia di persone partono ogni anno per la stagione nelle gelaterie tedesche. A colpire De Pellegrin la foto a corredo del reportage che mostra una lavoratrice con la divisa da carcerata, lettura che il sindaco di Val di Zoldo respinge con forza. Siamo andati un po' oltre e credo che anche altri debbano agire per dimostrare a voce molto ferma il disappunto e la gravità di questa azione da parte della Süddeutsche Zeitung. De Pellegrin si è subito messo in contatto con il sindaco di Longarone Roberto Padrin e con il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo Oscar De Bona, perché nel reportage emerge con forza una storia di emigrazione profondamente bellunese, il Vajont, il legame fra Longarone e Urussanga e la tradizione del gelato della Val di Zoldo. Sono argomenti che non si può non trattare con la dovuta sensibilità e tenerli come un piccolo tesoro umano, no? Poi però appunto c'è tutta l'altra storia, tutto quello che è successo dopo, bisogna saper sempre distinguere e non buttare mai via il bambino con l'acqua sporca, però qui mi pare che c'è più acqua sporca che bambino, da quello che vedo. E quindi si sta sollevando un gran polverone su queste affermazioni della Süddeutsche Zeitung. Avete sentito le parole del sindaco di Val di Zoldo. Oggi con Tiziana Bolognani siamo andati a Longarone, che è con il sindaco Roberto Padrin.
Eh sì, nel servizio allora il riepilogo di questo fatto che è increscioso, che mette in evidenza certamente l'attacco dalle colonne della Süddeutsche Zeitung, che sappiamo essere un giornale di centrosinistra. In questo momento la Germania è in campagna, il centrosinistra in Germania è in campagna elettorale. La questione dei migranti con le iniziative che sono state intraprese con il rinvio dei migranti in Italia certamente è una questione. L'altra questione invece è quella che giustamente sottolinea il sindaco di Val di Zoldo, quella relativa alla cittadinanza italiana agli oriundi per iure sanguinis. Assieme a noi il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Longarone che è gemellato con Urussanga, ma da Longarone sono partiti al tempo moltissimi longaronesi, moltissimi suoi concittadini proprio per far fortuna in Germania con le gelaterie, e sono una rappresentanza decisamente forte. Lei come ha preso questo articolo? Ma sicuramente con profonda, devo dire, anche tristezza, perché mi pare che paragonare con quella immagine veramente che fa riportare indietro ai tempi della seconda guerra mondiale penso che sia qualcosa di, oserei dire, quasi vergognoso. Dispiace soprattutto perché in questi anni si è creato sempre un rapporto molto secondo me positivo tra la Germania, perché i nostri gelatieri hanno fatto le loro fortune, ma anche quello della Germania, del popolo tedesco, portando un prodotto che è un simbolo del Made in Italy, ma è soprattutto apprezzato dai tedeschi. Quindi vederci trattati così sicuramente fa male e dispiace molto. Abbiamo visto oggi che ci sono state le prese di posizione durissime di Unitais. Ieri Camillo De Pellegrin ha contattato anche il presidente dell'associazione Bellunesi nel mondo. Insomma, si vuole fare massa critica e non soltanto in provincia di Belluno, perché l'auspicio è che questa protesta si levi alta anche a livello nazionale. Peraltro nel reportage si parla approfonditamente di Urussanga, che è gemellata da anni con Longarone. Ci sono a tal proposito anche delle iniziative in programma proprio nel prossimo mese di ottobre, così Sindaco? Sì, infatti il 9 ottobre proprio celebreremo i 35 anni del gemellaggio. Arriverà una delegazione di una quarantina di persone guidate dal sindaco proprio di Urussanga per rinnovare questo gemellaggio che ha origine da quando appunto questa città dello stato di Santa Caterina fu fondata proprio da cittadini longaronesi. Quindi è chiaro che vederci poi trattati così fa male, soprattutto perché sono convinto che i brasiliani hanno portato e hanno contribuito a valorizzare le gelaterie in Germania, e soprattutto si è creato un grandissimo rapporto di umanità tra i proprietari e i titolari delle varie gelaterie e i loro dipendenti. Quindi è vero, può starci qualche caso isolato, questo è indubitabile, però generalmente penso che sia svilente mettere così in brutta luce il lavoro di sacrificio dei nostri gelatieri che, ripeto, hanno portato fortuna non solo a loro ma a tutto il popolo tedesco. Peraltro ricordiamo, Longarone è anche la sede storica della mostra internazionale del gelato. Adesso con il nuovo corso di Ente Fiera di Longarone sono attese anche delle novità per questa, che è una fiera certamente unica nel suo genere, perché si fonda proprio sulla specificità del gelato artigianale. Sì, adesso nel mese di settembre l'amministratore unico ci presenterà il piano industriale di rilancio della fiera, e all'interno di questo sarà sicuramente inserita la mostra internazionale del gelato, che in questi ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, ha subito sicuramente delle difficoltà. Questo è innegabile, quindi noi ci auguriamo che questo mondo, che ha fatto sempre riferimento alla Germania come devo dire punto focale dove poter anche portare proprio gelatieri non solo italiani in Germania, ma di tutti gli altri paesi che hanno aperto gelaterie lì, e che soprattutto non sono quelli, diciamo così, delle varie generazioni, perché molti gelatieri italiani hanno dovuto cedere anche a brasiliani, turchi e di altri paesi, quindi Longarone è sempre stato un punto di riferimento anche per questi gelatieri. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco.
Focus TG, eccoci nuovamente in diretta, ancora cronaca con il caso della 14enne del Trevigiano trovata in stato confusionale seminuda ad Una Verde di Caorle. È stato attivato il codice rosso. Il riserbo resta massimo, con inquirenti che si stanno muovendo con tutta la delicatezza del caso. Quello che è certo è che la Procura di Pordenone, competente per territorio, ha attivato la procedura per codice rosso, la corsia preferenziale dedicata ai reati di violenza di genere. L'inchiesta punta infatti a chiarire se la 14enne, trovata seminuda in stato confusionale nella notte tra martedì e mercoledì su una panchina ad Una Verde, abbia subito degli abusi di natura sessuale o se fosse questo l'intento di chi l'ha avvicinata. Lei, adolescente trevigiana in vacanza con i genitori, avrebbe riferito di una sorta di blackout, pensieri ottenebrati, anzi annullati per oltre un'ora. Mi hanno drogata, la frase detta nel momento in cui è stata soccorsa. Procede la polizia locale di Caorle, che da un lato continua a scandagliare le telecamere di sicurezza della zona, dall'altro sta sentendo possibili testimoni e persone informate sui fatti. Finora nessuna misura cautelare è stata adottata, anche se ci sarebbero dei sospetti e dei sospettati, con la comunità intera che si interroga. Sono vicina alla famiglia di questa ragazza per le sofferenze che sta passando e sono sicura che le autorità faranno luce quanto prima su questa vicenda. Questa notizia ha turbato moltissimo la nostra comunità. Caorle è apprezzata da sempre per le spiagge e la sua meravigliosa accoglienza. Per questo vogliamo sia fatta luce piena su questa vicenda che non ci rappresenta affatto. A Vicenza ora amianto nel quartiere TAV, nel cantiere TAV, interrogazione di Francesco Rucco che critica la gestione del progetto Alta Velocità da parte dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale di Vicenza in confusione sulla TAV sia sulla parte est che sulla parte ovest dei cantieri in corso. Alta velocità, ma a correre a Vicenza è la polemica politica. L'ex sindaco Francesco Rucco attacca l'attuale amministrazione comunale di centrosinistra. La madre di tutti i problemi, secondo il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, fu la decisione di far passare in superficie la TAV a Vicenza. Sulla parte est stanno emergendo gravi difficoltà. Possamai non decide e stiamo pagando le scelte del passato, in particolare quella di Achille Variati, del capogruppo del PD Possamai, quando decisero di passare in superficie l'attraversamento della città di Vicenza. Due i documenti essenziali che dimostrano questo passaggio dalla galleria al passaggio in superficie. Uno, il protocollo di intesa col Ministero giù a Roma del 2014, il secondo, la delibera del Consiglio Comunale che approva questa soluzione in superficie. Allora, capogruppo Possamai, oggi sindaco della città di Vicenza. Sulla parte est si attende una decisione per abbassare l'impatto della TAV sui quartieri di Vicenza, in particolare 7K, dove potrebbe sorgere il famigerato Salto del Montone. I cittadini di San Pio X, Stanga e 7K stanno aspettando risposte certe. Il sindaco manda la palla in tribuna, non decide, cerca di scavallare il 2028, anno delle prossime elezioni. Dobbiamo decidere, dare una risposta definitiva a chi ha una spada di Damocle sulla testa, soprattutto per gli abbattimenti che ci saranno. Intanto sull'amianto, nel cantiere TAV di Viale Verona, Francesco Rucco presenta un'interrogazione. Ho presentato un'interrogazione in comune per capire se il comune fosse a conoscenza della presenza dell'amianto in questi cantieri, negli abbattimenti in corso in Viale Verona e Viale San Lazzaro. Quindi abbiamo chiesto lumi anche attraverso i pareri necessari di ULSS e Spisen. Aspettiamo risposte in questa direzione. E naturalmente nelle zone coinvolte c'è preoccupazione tra i residenti. Sentiamo. L'amianto è una cosa bruttissima, adesso questo non lo sapevo che c'era anche il problema dell'amianto, però ho visto che per quanto riguarda il discorso della polvere avevano fatto dell'acqua, avevano messo dell'acqua per evitare che la polvere fosse forte. Beh, fa preoccupazione sì, perché ci vogliono delle ditte specializzate con le tute per elevare l'amianto, devono metterci un liquido apposta sopra e poi levarlo. Adesso non so come l'hanno levato lì, se l'hanno levato così praticamente senza nessuna precauzione non va bene quello. Beh, insomma, sono preoccupata perché penso che mio marito è già morto
con l'amianto ed è molto pericoloso. Ecco, anche questa cosa qua è una cosa che per la salute, punto di domanda, enorme. Non si sa bene, soprattutto per i residenti eccetera così, perché hanno problemi di polvere, di rumori. Anche un bambino ormai riconosce le lastre di Eternit, basta mettere, quindi che l'azienda non si sia accorta prima che arrivi l'ARPAV e quindi prima di sbriciolare, perché voi sapete benissimo che è lo sbriciolamento il momento peggiore in un quartiere popolato come questo, quindi che arrivi l'ARPAV a fermare a cose fatte è una cosa veramente vergognosa. Chiediamo in continuazione che vengano fatti dei controlli sui materiali che vengono usati, su quelli che vengono tolti e rielaborati, sapere dove vanno a finire, come vengono utilizzati e tutte queste cose. Le risposte sono sempre che è tutto in regola, che è tutto a posto. L'amianto è molto pericoloso, quindi sono contenta che ci sia questa attenzione e ordinanza, quindi molto bene. Poi ci sono delle ditte specializzate sicuramente che lo gestiscono e ovviamente la cosa migliore è il bene dei cittadini e delle persone che ci vivono intorno. Ed abbiamo un'ultima ora di cronaca che ci arriva dal Bellunese. Siamo sopra Cortina sulle torri del Falzarego durante un intervento di soccorso. Ci sono stati 2 feriti, si tratta di un operatore e del paziente. Secondo le prime informazioni nessuno dei 2 sarebbe in pericolo di vita. Vi forniremo naturalmente ulteriori dettagli su quanto accaduto nel corso della prossima edizione dei nostri telegiornali. E torniamo a parlare di sanità a Treviso, dove la chirurgia vascolare, peraltro competente anche per la provincia di Belluno, 14 pazienti sono stati salvati in appena 3 settimane al Cafoncello per problemi all'aorta. Sentiamo. Le equip di chirurgia vascolare e di radiologia interventistica con il supporto dell'anestesia rianimazione hanno trattato in urgenza in sole 3 settimane ben 14 casi di patologia aortica complessa, una delle condizioni a più alta mortalità in chirurgia. Un impegno organizzativo e di personale straordinario rispetto alla normale programmazione per non impattare sulla gestione quotidiana. Il tutto grazie a 2 fattori. La disponibilità dell'alta tecnologia, le nostre sale operatoria ibrida e soprattutto la grande capacità dell'organizzazione, competenze, multidisciplinarietà e soprattutto integrazione. Un salvataggio di 14 vite che vengono poi seguite in un follow-up condiviso. Questi pazienti operati, in alcuni dei quali abbiamo impiantato delle protesi importanti, impegnative e anche di un certo costo, hanno bisogno di un follow-up continuativo e nel corso di questo follow-up, se c'è qualcosa che va aggiustato in queste protesi, perché la patologia aneurismatica è una patologia evolutiva nel tempo, abbiamo quindi la vista del radiologo che ci avvisa che c'è un problema e quindi questo problema viene anche sistemato. Fondamentale poi azzerare il rischio di complicanze neurologiche come la paraplegia. Questi interventi sono ad alto rischio per provocare una paraplegia e quindi con i potenziali evocati motori e somatosensitivi riusciamo a monitorare nel tempo l'integrità della funzione elettrica del midollo e quindi dare degli alert precoci al chirurgo, al radiologo in questo caso, per cambiare la procedura, magari farla non in unica soluzione ma in 2 step. Nel 2025 al Cafoncello sono stati effettuati 35.000 interventi chirurgici, di cui oltre la metà urgenti, quasi 138 interventi al giorno. Numeri che rendono evidente la complessità dell'organizzazione e il bisogno di medici dedicati. Un appello che lancio, se ci sono ragazzi volonterosi e se c'è qualcuno che ha voglia ancora di impegnarsi in strutture importanti dove sicuramente l'impegno lavorativo è importante, è una vita che viene dedicata
ad altre persone con sicuramente dei sacrifici. Mi rendo conto che per i ragazzi è complesso. A Bassano, ora, dove è stata presentata la seconda edizione della cena culturale della festa di San Michele. A Bassano protagonisti gli gnocchi e l'arte di Jacopo Dal Ponte, 110 i posti con obbligo di prenotazione. Si va ad unire quella che è la festa di un patrono, in questo caso San Michele, con quella che è la tradizione del nostro territorio, ma soprattutto collegata anche ad aspetti culturali molto importanti. L'idea appunto dell'anno scorso di portare a tavola gli gnocchi come piatto tradizionale scoperto appunto lo scorso anno, tipico proprio del nostro territorio, e riproporlo quest'anno alzando un pochino il livello. Quest'anno, mentre l'anno scorso siamo partiti dal piatto di gnocchi, quest'anno partiamo da Jacopo Bassano, quindi principalmente l'arte collegata alla gastronomia piuttosto che al contrario. Se l'arte nutre lo spirito, il cibo fa il resto e l'abbinamento è paradisiaco. Con A tavola con Jacopo Bassano, la cena culturale della festa di San Michele, sarà possibile assaporare entrambi con la certezza di uscirne più che sazi. Il 24 settembre ci sarà una bellissima serata enogastronomica culturale, soprattutto, dove 110 persone che vorranno appunto presenziare sicuramente passeranno una serata bellissima, mangiando bene, ma soprattutto acculturandosi ancora di più. Nel menù 3 piatti di gnocchi fatti a mano dai volontari di San Michele con l'autentica patata di Rozzo e tante altre sorprese. Tra una pietanza e l'altra interverranno 3 autorevoli esponenti dell'arte e della cultura: Barbara Guidi, direttrice dei Musei Civici di Bassano, Fabrizio Magani, direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, e lo storico Mario Guderzo, a cui peraltro si deve la scoperta degli gnocchi di patate come piatto tradizionale del quartiere di San Michele. Saranno loro a guidare gli ospiti alla scoperta di Jacopo Bassano, della sua arte e del suo legame con il territorio. I quadri di Bassano di fatto raccontano visivamente quello che ancora oggi fortunatamente si può esperire, si può provare in posti come questi. L'abbinata quindi è molto bella, molto suggestiva e sicuramente permetterà di godere ancora meglio di un buon cibo e attraverso il buon cibo e le tradizioni di capire, di conoscere qualcosa di più anche della grande arte che questo territorio ha saputo esprimere. E siamo allo sport, debutto da batticuore per il Vicenza, rimonta per 2 volte il Catanzaro con Cuomo e Pietrelli all'89esimo. Morra fa esplodere il Menti con un gran gol, finisce 3-2, 3 punti e una notte da ricordare per il ritorno in Serie B del Lane. Il Vicenza parte col piede giusto al debutto nel campionato di Serie B, centra la vittoria contro un Catanzaro molto rimaneggiato per la campagna trasferimenti e per alcuni infortuni rispetto a quello spumeggiante della scorsa stagione. Vince sul finale di gara con una rete di Morra proprio negli ultimi scampoli della partita e mette a frutto anche il grande sostegno del Menti, che ha spinto per tutta la partita e ha sostenuto incessantemente i giocatori. Comunque vincere al debutto nella categoria superiore è sicuramente importante, un buon viatico per gli uomini di Mister Gallo e un partire che significa in termini di positività qualcosa di importante in vista della trasferta di Avellino. Ed è tutto per questa edizione di Focus TG, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio.